Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora si riaffaccia prepotentemente al dibattito Maurizio Landini, il segretario della CGIL, che era un po' sparito nelle ultime settimane, forse era occupato a cercare di tamponare l'emorragia di iscritti del sindacato rosso, oppure più verosimilmente sarà stato impegnato in qualche evento per la flottiglia, che come sapete è ormai da tempo l'argomento principe per il sindacato che in teoria dovrebbe rappresentare i lavoratori italiani. E forse c'è un nesso tra il calo di iscritti e la scelta delle priorità tematiche, ma bando alle ciance. Su cosa si riaffaccia Maurizio Landini? Beh, su un suo grande classico. Chiede infatti a gran voce, incalzando anche il suo campo d'appartenenza, diciamo il campo della sinistra, una riforma fiscale radicale. Ora, quando Maurizio Landini chiede una riforma fiscale radicale, a qualunque contribuente italiano si gela il sangue nelle vene. E quando la illustra, in effetti, quando spiega cosa ci vorrebbe oggi in Italia, diciamo che Landini si colloca a metà tra Lenin e Fidel Castro, diciamo, come approccio alle tasche dei contribuenti, alla proprietà e al mercato. La sua proposta, infatti, è il mitologico contributo di solidarietà, ovvero nella realtà la 13ª tassa patrimoniale da introdurre in un grazioso paese come il nostro, dove di tasse patrimoniali ce ne sono già una dozzina che garantiscono ogni anno al fisco un'entrata di circa 50 miliardi di euro. Ma per Fidel Maurizio Landini non è abbastanza, bisogna infierire ulteriormente sulle proprietà, sulle rendite, come dice lui, e i profitti, che parola che, come dire, ha una connotazione demoniaca nella sua narrazione. Ovviamente dal suo punto di vista lui insiste che è la tassa per i super ricchi, che peraltro in un mondo normale non dovrebbero scontare la colpa di essere tali. Ma comunque lui dice costoro se ne andrebbero dall'Italia solo per un contributo di solidarietà, c'è il rischio che se ne vadano i capitali, vadano pure via, vadano dove vogliono, tanto siamo noi a garantirgli sanità e scuola pubblica. Ora, a parte quest'ultima tesi delirante per cui i super ricchi la sanità e la scuola se la riescono sempre a pagare in qualunque caso, come dire, anche rivolgendosi ad alternative rispetto a quelle fornite dallo Stato, no? Al massimo chi fa fatica è il cosiddetto ceto medio, che sarebbe quello su cui infierirebbe la 13ª tassa patrimoniale che vuole Maurizio Landini. Perché sì, i capitali si spostano, i grandi ricchi se ne andrebbero, ma questo non è una cosa che lo affligge, perché il suo stipendio, immaginiamo l'auto, comunque insomma che gli permette di arrivare a fine mese di segretario della CGIL, ce l'avrebbe comunque. Ma non tutti possono fregarsene del fatto che i capitali vanno dove vogliono, perché se i capitali vanno via, va via ricchezza, vanno via a cascata investimenti, già solo nei consumi, e quindi già solo si mettono a rischio dei posti di lavoro in modo indiretto, e poi anche in modo diretto, perché possono andare via delle società, si impoverisce il sistema Italia, si impoveriscono persone concrete, possono saltare salari, può saltare un indotto, può saltare l'attrattività del sistema paese. Ma di tutto questo a Maurizio Fidel Landini non interessa nulla. Per lui la priorità è una riforma fiscale ancora più radicale di quella che vogliono Elli e Giuseppi. Dal suo punto di vista la missione è l'Italia come Cuba. I primi a pagare questa follia sarebbero ovviamente, oltre al ceto medio, i lavoratori italiani in carne e ossa. Ma a Maurizio Fidel Landini che gliene frega? La risposta è ovviamente nella domanda:
Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Va ora in onda Chilometro Zero.